è davvero tutto pronto, gara che inizia in questo momento, è partita Udinese-Cagliari. 7 minuti sul cronometro, finora nulla da segnalare. Udinese in controllo del pallone, però ha offerto il fianco ad alcuni contropiedi cagliaritani che per nostra fortuna però non si sono concretizzati. Caio Rangel, il pallone è buono questa volta sulla destra, il tiro e c'è il vantaggio del Cagliari. Lo stavamo dicendo proprio alcuni secondi fa, purtroppo non è attentissima la difesa dell'Udinese nelle ultime settimane. Questa volta Caio Rangel con il tacco, benissimo di nuovo per Anedda che entra in area, Anedda col sinistro colpisce male, ma che occasione per il Cagliari per andare sul 2-0. Jankto col sinistro, serve bene Vutov che entra in area, Vutov, la parata di Carboni, ancora Vutov, poi Pekacek, errore di Pekacek che non riesce a trovare la deviazione decisiva, saltato Boknievic con troppa facilità, poi Zossi fa benissimo la diagonale, non è in fuorigioco Vutov, Vutov entra in area alla sinistra, ancora Vutov, nel mezzo non ci arriva Jankto, arriva Pekacek, l'appoggio per Pertain, 1-1 Udinese, sempre Ivan Pertain. Bianconeri che dunque raggiungono il pareggio. Intelligentissimo l'assist di Pekacek per il croato. Pontisso può andare al destro, Pontisso entra in area, l'appoggio è per Pertain, ancora Pontisso, la deviazione decisiva da parte di un giocatore del Cagliari, ancora Pontisso, la parata di Carboni, si gira, poi il tocco decisivo alla difesa del Cagliari, Sfera che resta sempre lì, ancora il recupero, palla di Vutov, il destro di Judson, malissimo, malissimo. È tutto pronto per la ripresa delle operazioni, sono ripartiti i ragazzi di Udinese e Cagliari. Di nuovo Vutov, va bene, via in bello stile a centrocampo, Jankto entra alla sinistra, Jankto può andare anche al tiro, Jankto lo fa, la parata di Carboni. Bella chance per l'Udinese, poi Pontisso col destro, la parata di Carboni, che cosa ha preso il portiere del Cagliari, il destro di Pontisso aveva un'unica destinazione, l'incrocio dei pali, Carboni si è allungato, rimessa sempre per l'Udinese in zona offensiva, Vutov ancora con Jankto, può servire Pontisso, Jankto, l'invenzione per Vutov, il sinistro e il gol dell'Udinese, minuto 3. Vutov porta in vantaggio l'Udinese, gol meritatissimo dei bianconeri, grandissimo abbraccio collettivo di tutta la squadra, davvero una scena bellissima, l'invenzione di Jankto per Vutov che da lì non ha sbagliato col sinistro sotto le braccia di Carboni che questa volta davvero non ha potuto far nulla, ancora sempre Zossi deve chiudere, lo fa come al solito bene, poi però è Solina sta andare via, occhio, grande chance per il Cagliari, il tiro e il 2-2 dei rossoblù, ha di nuovo però dormito la difesa dell'Udinese, erroraccio da parte dell'intera retroguardia che ha consentito così al Cagliari di andare sul 2-2, poi è Judson che serve Pontisso, ancora bene per Vutov col sinistro, pallone che sibila il palo di Carboni, larga per Pertain che dovrebbe essere in area di rigore, invece spostato lì sulla destra, il pallone è buono per Jankto, la parata clamorosa di Carboni, Pontisso è sul pallone, c'è anche Vutov, vedremo chi andrà al tiro. Di gara che si preoccupa che venga rispettata la distanza, mi sembra esserci assolutamente. Il tiro di Vutov, arriva Carboni però nonostante la deviazione della barriera, di nuovo per Jakub Jankto, entra in area Antonio Vutov, occhio allo spunto di Vutov, il sinistro che finisce sull'esterno della rete, applausi per Vutov. Pontisso la mette di nuovo nel mezzo, Pertain, la sfera resta lì, rischia furibonda, palo e poi Jankto, gol di Jakub Jankto, 3-2 Udinese, è successo di tutto in area di rigore, la sfera è rimasta lì a danzare sulla linea, il palo colpito da Jankto che poi da metri zero davvero non poteva sbagliare ed ha così favorito il vantaggio dell'Udinese, gol di Jakub Jankto. Pontisso lungo a cercare Pertain, ora può anche chiuderla l'Udinese, Pertain col destro, Carboni la tiene lì, che bella azione però
Murgia andrà alla punizione, tutto il Cagliari nell'area di rigore dell'Udinese, pallone nel mezzo, Boknievic si lascia anticipare, pallone che non entra, pallone che invece entra, clamoroso errore dell'Udinese. È successo di tutto, c'è stato un blackout totale di nuovo nella difesa bianconera, il pallone ha toccato il palo, poi ha danzato sulla linea ed ha evidentemente superato quello che è il limite necessario per andare in gol, e quindi 3-3 finisce qui 3-3 tra Udinese e Cagliari. C'è delusione per l'Udinese, che sembrava aver portato a casa il risultato con quel gol di Jankto, e invece al 90esimo è arrivato il pareggio dei sardi. Boni, Vutov si gira, poi il tocco decisivo alla difesa del Cagliari, sfera che resta sempre lì, ancora il recupero, palla di Vutov, il destro di Judson, malissimo. È tutto pronto per la ripresa delle operazioni, sono ripartiti i ragazzi di Udinese e Cagliari. Di nuovo Vutov, va bene, via in bello stile a centrocampo. Jankto entra alla sinistra, Jankto può andare anche al tiro, Jankto lo fa, la parata di Carboni. Bella chance per l'Udinese, poi Pontisso col destro! La parata di Carboni, che cosa ha preso il portiere del Cagliari? Il destro di Pontisso aveva un'unica destinazione, l'incrocio dei pali, Carboni si è allungato. Rimessa sempre per l'Udinese in zona offensiva, Vutov ancora con Jankto. Può servire Pontisso, Jankto, l'invenzione per Vutov, così al Cagliari di andare sul 2-2, poi è Judson che serve Pontisso, ancora bene per Vutov col sinistro, pallone che sibila il palo di Carboni, larga per Pertain che dovrebbe essere in area di rigore, invece spostato lì sulla destra, il pallone è buono per Jankto, la parata clamorosa di Carboni. Pontisso è sul pallone, c'è anche Vutov, vedremo chi andrà al tiro. Direttore di gara che si preoccupa che venga rispettata la distanza, mi sembra esserci assolutamente. Il tiro di Vutov, arriva Carboni però nonostante la deviazione della barriera, di nuovo per Jakub Jankto, entra in aria, il sinistro e il gol dell'Udinese, minuto 3, Vutov porta in vantaggio l'Udinese, gol meritatissimo dei bianconeri, grandissimo abbraccio collettivo di tutta la squadra, davvero una scena bellissima. L'invenzione di Jankto per Vutov, che da lì non ha sbagliato col sinistro sotto le braccia di Carboni, che questa volta davvero non ha potuto far nulla. Ancora sempre Zossi deve chiudere, lo fa come al solito bene, poi però è Solina sa andare via, occhio, grande chance per il Cagliari, il tiro e il 2-2 dei rossoblù. Ha di nuovo però dormito la difesa dell'Udinese, erroraccio da parte dell'intera retroguardia che ha consentito. È davvero tutto pronto, gara che inizia in questo momento, è partita Udinese-Cagliari, 7 minuti sul cronometro, finora nulla da segnalare. Udinese in controllo del pallone, però ha offerto il fianco ad alcuni contropiedi cagliaritani che per nostra fortuna però non si sono concretizzati. Caio Rangel, il pallone è buono questa volta sulla destra, il tiro e c'è il vantaggio del Cagliari. Lo stavamo dicendo proprio alcuni secondi fa, purtroppo non è attentissima la difesa dell'Udinese nelle ultime settimane. Questa volta Caio Rangel con il tacco, benissimo di nuovo per Anedda che entra in aria, Anedda col sinistro colpisce male, ma che occasione per il Cagliari per andare sul 2-0. Jankto col sinistro, serve bene Vutov che entra in aria, Vutov, la parata di Carboni, ancora Vutov, poi Bekacek, errore di Bekacek che non riesce a trovare la deviazione decisiva, saltato Boknievic con troppa facilità, poi Zossi fa benissimo la diagonale, non è in fuorigioco Vutov entra in area alla sinistra, ancora Vutov, nel mezzo non ci arriva Jankto, arriva Bekacek, l'appoggio per Pertain, 1-1 Udinese, sempre Ivan Pertain. Bianconeri che dunque raggiungono il pareggio. Intelligentissimo l'assist di Bekacek per il croato. Pontisso può andare al destro, Pontisso entra in aria, l'appoggio è per Pertain, ancora Pontisso
la deviazione decisiva da parte di un giocatore del Cagliari. Ancora Pontisso, la parata di Carbone.